diceva più di qualcuno, questa è la 12ª edizione delle cose che facciamo nel territorio del comune, quindi una continuità che è figlia di una condivisione, di una rete, di una squadra che ci onora come cittadini di questo territorio. Oggi poseremo 2 pietre a 2 militari, Narciso, che molto probabilmente veniva chiamato Narciso, ma all'anagrafe era questo il nome, che scelsero, dopo l'8 settembre 1943, di non continuare la guerra al fianco di Hitler e di Mussolini. E per questa scelta, una scelta disarmata, patirono i campi di internamento, patirono i campi di concentramento, fame, freddo, malattia. Più di 50.000 non tornarono indietro e una cifra importante morì al ritorno dopo ricoverato in qualche clinica. Quindi noi siamo riconoscenti a questa scelta che ha permesso poi di gettare le fondamenta di uno Stato nuovo, libero e democratico, dialettico, come sono tutte le democrazie. Vi leggo 2 righe di profilo biografico di Narciso, poi continueremo con la cerimonia della posa, la lettura del testo della pietra e dell'oro. Narciso Vivian, figlio di Antonio e Maria Cabianca, nasce il 30 agosto 1922 a Paolo, Veneto, risiedendo in via Gobbi 358. Questo è il motivo per cui abbiamo anche scelto non qui abitava, che è il testo tradizionale della pietra, perché le trasformazioni urbanistiche del dopoguerra, soprattutto in terraferma, non hanno permesso di individuare l'esatta abitazione. Anche alla Gazzera sarà posta la pietra davanti al monumento dei Parigi. Soldato dell'11° reggimento di fanteria, viene fatto prigioniero dei tedeschi l'8 settembre 1943, internato con il numero di matricola 10.063-91 nello Stalag, che era un campo di concentramento, 2 di Startal in Pomerania.